We know that your love is not lip service, but sincere. And that is why we are here together in Halfa with my brothers and sisters and representatives of organizations that offer service to us here in Malta. I thank you for your tireless work for us and for the love and respect toward our dreams and aspirations. I never imagined that together with my brothers and sisters, I was going to be speaking to the Pope Francis in Halfa. Of all pieces, what great joy. We all scared to death. I slept and I hoped to die. Most nights I cried. I asked God why. Sometimes I just wished I had died. I started to wonder if all the journey was a mistake. Why were men like us treating us like criminals instead of brothers? Quella del naufragio è un'esperienza che migliaia di uomini e donne e bambini hanno fatto in questi anni nel Mediterraneo e purtroppo per molti di loro è stata tragica. Preghiamo per questi nostri fratelli che hanno trovato la morte nel nostro mare Mediterraneo e preghiamo anche per essere salvati da un autonaufragio che si consuma mentre succedono questi fatti. È il naufragio della civiltà che minaccia non solo i profughi, ma tutti noi. Come possiamo salvarci da questo naufragio che rischia di far affondare la nave della nostra civiltà? Portandoci con umanità, guardando le persone non come dei numeri, ma per quello che sono, cioè dei volti, delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle,